Le nostre terre sono state contese da molte fazioni: i barbari, l'impero, le ambizioni di Treviso, l'influenza di Venezia e poi anche gli scontri tra le famiglie nobili del territorio, i da Camino e da Collalto. Tutte queste lotte hanno reso il nostro territorio un diadema incastonato di gioielli di pietra, i castelli. Adesso, per far luce sulla diffusione di queste strutture fortificate, sulla loro storia e su quello che ne rimane, sta per uscire un'opera imponente, frutto di un lavoro decennale, un Atlante. Alla base di tutto c'è la ricerca delle fonti, la ricerca nelle biblioteche dei testi già editi, ma anche la ricerca sul territorio, la ricerca topografica delle fonti proprio dei nomi nella cartografia. Sicuramente i castelli sono la base di quella che è lo sviluppo delle città moderne, quelle state città moderne e delle città contemporanee. Perché? Perché poste in buona parte in luoghi strategici lungo le vie di passaggio, in fondovalli, agli incroci e di conseguenza diciamo che il nostro mondo è nient'altro che lo sviluppo di un mondo medievale che ha scelto determinati luoghi da presidiare e dove è cresciuta anche la popolazione di conseguenza. Certamente non bisogna pensare al castello di Conegliano come una forma statica nel tempo, ma bensì come un'evoluzione nei secoli di strutture fortificate che man mano si sono sempre ingrandite, a partire probabilmente già dal X secolo. Di conseguenza noi adesso vediamo un castello che è un po' una rappresentazione ideale, perché è una ricostruzione ottocentesca, ma che nasconde in realtà sotto i suoi giardini attuali e lungo tutte le pendici del colle una massiccia struttura fortificata composta da decine di torri, da cinte murarie e, dove adesso c'è il cosiddetto Castelvecchio, una struttura complessa come è ben rappresentata da questo plastico, in cui si nota la corte principale, si notano una serie di torri, il fossato che circonda, ma specialmente la possibilità, essendo una struttura difensiva, di potersi difendere in caso di attacco e magari di perdere alcune parti e potersi asserragliare all'interno di altre, nella parte più interna, quella del mastio, quella centrale. C'è sempre stato un dualismo castello-borgo cittadino. Ci sono delle memorie del 300 in cui chi abita in castello si lamenta che la legna a portarla su per scaldarsi costa di più, che non hanno l'acqua perché non c'è la fontana, perché erano due entità alla fin fine separate, qui il centro del potere e giù il centro economico. Conegliano definitivamente passa sotto la Serenissima nel 400, viene man mano abbandonata proprio il castello come istituzione, perché la Serenissima è interessata a non rafforzare i poteri locali che potevano asserragliarsi e rendersi indipendenti. Quindi o succede come a Conegliano, che lo abbandona tanto che comincia nei primi colli del 400, se non addirittura come capita nel Bellunese, che tanti castelli Venezia li fa proprio demolire. Quando viene abbandonato il castello, quindi nel pieno 400, cominciano a cadere le varie parti e diciamo la morte del castello ideale nel 700, quando il podestà lo fa abbattere parte delle strutture per utilizzare le macerie e ricostruirsi il suo palazzo a Montebelluna. Nel frattempo c'è necessità di allargare lo spazio cimiteriale che era davanti alla chiesa di San Leonardo, che è nel piazzale, e viene aperta la sepoltura tutta quest'area e che rimane in sepoltura per buona parte dell'Ottocento, finché non viene costruito fuori città, che adesso ormai nell'area urbana, il cimitero di San Giuseppe. Di quel periodo ci rimangono ancora come memoria le foto in bianco e nero e le ultime strutture legate alla fase cimiteriale sono state abbattute dal terremoto del 1936, che c'era una porta piramidale di accesso e delle torrette. In particolare la torretta dove adesso c'è il ristorante, quando venne trasformata negli anni 30 del Novecento, la dovettero svuotare dalle ossa perché era piena di ossa in quanto ossario comunale.